A 20 anni dalla pubblicazione dell'ultima monografia sul nostro maggior pittore cinquecentesco Girolamo Mazzola Bedoli, ci è sembrato giusto organizzare una giornata internazionale di studi per porre all'attenzione dei lettori, ovviamente degli atti, di tutte quelle novità che ci sono quest'anno. Abbiamo dei relatori a livello internazionale e quindi pensiamo che il volume degli atti sarà una cosa molto importante e che farà il punto degli ultimi 20 anni di studi. Noi siamo molto orgogliosi come amministrazione comunale di poter ospitare all'interno del MUVI, che è la nostra struttura principale per la cultura, questa importante giornata di studi su Girolamo Bedoli, un viadanese illustre che ha portato il nome di Viadana grazie alla sua arte e alla sua pittura nel mondo. Quindi veramente un grande ringraziamento alla società storica per questo importante sforzo che ha fatto. Noi siamo sempre vicini alla società storica per il suo impegno e per tutto quello che sta facendo a livello culturale sul territorio. È una bella collaborazione che abbiamo sviluppato fin da subito appena insediati e che vogliamo portare avanti. Un artista che nasce a Viadana ma che si trasferisce giovanissima a Parma, probabilmente all'età di 10-11 anni, per entrare in bottega, nella bottega della famiglia Mazzola, famiglia celebre per aver dato i natali a grandi artisti, in primis Francesco Mazzola e il Parmigianino. Quindi gli inizi di Girolamo Bedoli sono sul solco di questo illustre cugino. Dopodiché, a differenza del cugino, insomma, la sua carriera sarà lunghissima, durerà circa 40 anni, fino al 1569, anno insomma, della sua morte. Oggi possiamo dire di sapere molto di più su questo artista, un artista che concorre, diciamo così, a quel gusto che chiamiamo della bella maniera, di quel manierismo, e concorre a creare quella società in cui gli artisti sono cortigiani, e fu pittore, ma anche progettò sculture e fu anche ingegnere architetto, perché questo ci dicono i documenti e questo ci dice quel lavoro enorme che lui fa nel Duomo di Parma proprio negli ultimi anni della sua esistenza. Io ho studiato per anni i ritratti allo specchio, è una grande tradizione veneta, poi diventata anche fiorentina, e di farle vedere una figura dal fronte ma anche dal lato di dietro. E queste immagini, l'immagine di Bedoli dell'Anna Maria San Vitale, si vede questa bambina di fronte e del dietro con questo specchio, un'immagine importantissima, e oggi proverò a vedere come anche questa immagine è arrivata fino alla corte della regina Elisabetta I d'Inghilterra. Dunque finalmente non è un esempio locale, un esempio internazionale.